La domanda l'avevo fatta, spero bene. Ma insomma, avete aspettato tanto, secondo lei finalmente arriveranno questi soldi? Ormai si è persi, speriamo sia qualcosa, però non c'è neanche una moneta quella che mi manda. Preferisco non parlarne, sa. È fiducioso o meno? Solo questo? Poco per niente. Il malumore serpeggia tra i risparmiatori delle ex popolari che si sono ritrovati al teatro parrocchiale di Debba in Riviera Berica a Vicenza. Un incontro organizzato dall'associazione El Zelino Terzo da Onara per fornire istruzioni operative per accedere al fondo, tanto più che il governo ha previsto una proroga per presentare le domande fino a metà aprile. Io non sapevo nulla, per cui essendo sopra questi limiti non ho fatto ancora nulla. Pensionati e lavoratori che avevano investito in azioni dell'ex Popolare di Vicenza e che dopo aver lottato per avere un risarcimento oggi si trovano a lottare nel ginepraio della burocrazia, seppur aiutati dalle associazioni. Sono un po' delusa, e perché parlano di 3 anni, perché devono verificare se sei risparmiatore e quindi insomma... Effettivamente è una sorpresa che ci siano tutte queste verifiche. Comunque io mi sento tranquillissimo perché mi ha sempre seguito l'associazione Zellino da Onara, quindi già dallo scorso novembre ho già presentato la domanda sia per me sia per mia moglie, quindi abbiamo chiuso la pratica. La questione non è di poco conto, di fatto la legge prevede che la commissione tecnica abbia 3 anni per pagare, ma potrebbe, spiega l'associazione, già cominciare a distribuire i primi 500.000 euro del 2019. Abbiamo chiesto al MEF e a Consap un incontro, c'è questo incontro il 22 a Padova dove chiederemo insomma con forza queste istanze. Noi vogliamo che le domande già fatte vengano pagate. Prossimo incontro per i risparmiatori per fugare nuovi e vecchi dubbi il 22 sera alle 20 a Montebelluna in provincia di Treviso nella sala vicino al Duomo.